My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, sono tornato qua con le base review. Ok, calmi, state già scrivendo il nome del tag, sì, lo so, sì, proprio te, sì. Allora, per chi non conoscesse questa serie, praticamente in questi video io recensisco i vostri villaggi che mi scrivete qua sotto nei commenti. Io li prenderò in modo totalmente casuale. A ogni 1000 like ricevuto in questo video, nel prossimo video farò una recensione. Nel video scorso siete stati parecchio bravi, dannazione, avete superato, cioè proprio di un pelo i 6000 like, perciò mi tocca farne 6 stavolta. Complimenti. Kai, non vogliamo sentirti parlare, vai, inizia per favore, ma andate sempre di fretta voi. Ragazzi, il primo villaggio che andremo a recensire è quello di Leonforte, del clan Ragazzi, non mettete le R nel nome dei vostri clan che li odio. A parte scherzi, allora amico, vediamo come sei messo con il villaggio. Ho visto che sei persino il capo clan di questo clan qui, sì, sei il capo. Perciò ti auguro buona fortuna per il clan e spero che diventi uno dei più forti in Italia. Allora, vediamo come sei messo con il villaggio. Innanzitutto hai già Re Barbaro a livello 5, perciò niente male amico. Io mi sono fatto il Re Barbaro 5 quando avevo ancora il Town Hall l'8. Tu ce l'hai al 7, perciò sei messo persino più avanti di me. Poi che dire sul tuo villaggio, praticamente sei maxato se non erro. Hai tutti gli edifici al massimo, praticamente ti porti su gli ultimi depositi e mi sa che porti anche su il municipio tra poco. Comunque molto bella la difesa, mi piace veramente molto i posti dei mortai, infatti i mortai coprono praticamente tutto il villaggio. L'unica cosa che non mi piace veramente di questo villaggio è che ha il volano esterno. Ragazzi, so che per il Town Hall a livello 7 può servire un pochino di meno il volano, ma se vi attaccano con truppe aeree, per esempio i draghi, se vi distruggono questa difesa qua, entrano veramente in modo easy. Poi suppongo che le Tesle qua è una bella bomba gigante, perciò furbacchione ce l'avrai anche qua. Insomma, hai messo bene anche le trappole, non so cos'altro dire, sei molto bravo, vediamo il tuo profilo. Allora, vediamo quanto hai farmato. Beh, sei anche un buon farmer, hai rubato anche 420 milioni di oro, che non è veramente poco. Ragazzi, il secondo villaggio che andrò a recensire oggi è quello di Matteo del clan Test di Clash. A parte scherzi, andiamo a vedere un po' il tuo villaggio. Allora, vediamo che sei veramente strapieno sbocchi di elisir, perché ora non si può più farli i muri con l'elisir, è un vero peccato. Poi praticamente hai il Re Barbaro al massimo. Sai amico, non ho molto da dire sul tuo villaggio, tranne che è una buonissima difesa. Infatti hai messo molto bene i mortai in questi 4 posti, in modo tale da coprire tutto il villaggio. Cos'è sta roba? Ah, una fabbrica di incantesimi nuova. E vediamo cosa stai facendo di truppe. Penso che dovrai attaccare in Clan War, perciò buona fortuna. Cioè praticamente tu vedi questo video domani e forse attacchi in stasera in Clan War. Vabbè, dettagli. Ciao amico, praticamente hai un villaggio totalmente maxato, ti mancano solamente i muri che ci metterai secondo me una settimana e mezza massimo a finirli. Poi praticamente puoi passare al Town Hall successivo. Il prossimo villaggio che andrò a recensire è stato un po' distrutto. Allora, vediamo cosa riesco a vedere ancora. Allora, scommetto che sia un municipio 7. Sì, è 7. Allora, vediamo che sei stato mezzo distrutto, però c'è da dire che non ti hanno fottuto le risorse. Infatti ti hanno preso veramente pochissimo e vediamo in nero, è totalmente intatto. Perciò, allora la tua difesa praticamente funziona. Infatti mi piace veramente moltissimo come metti i mortai in modo tale da prendere tutto il villaggio. La difesa aerea, una è qua, l'altra è qua. Forse un pochino scoperto questa parte del villaggio, ma penso sì dai, copre abbastanza. L'unica cosa che non mi piace del tuo villaggio, amico, praticamente tu ti tieni il Re Barbaro totalmente esterno, anche se, cioè, avresti posto per metterlo all'interno secondo me. Tipo, basta che sposti un po' i muretti o sposti questi qua e ce lo metti qua. Ah, c'hai il volano. Vabbè, il volano totalmente esterno che te serve. Guardando i muri che sono al 6, non sono male per il tuo Town Hall livello 7, perché il muri al massimo per Town Hall 7 è proprio il numero 7. Perciò secondo me potresti già passare al Town Hall livello successivo, solamente che dovresti fare un po' di muri, ma anche se non hai voglia secondo me potresti già passare il Town Hall livello 8. Il prossimo villaggio sono le campane, trombano le... Ragazzi, è diventato ormai un rito queste campane che suonano tutti i giorni. È bello che ce l'ho proprio dietro a casa e ora sono tipo le 8:20, non so perché stanno suonando.
Il prossimo villaggio che andrò a recensire è quello di Andrea del clan Ragazzi, non mettete la R e la L vicino nei nomi dei clan, per favore. A parte scherzi, andiamo a vedere il villaggio di Andrea. Allora amico, sei un town hall livello 9 da poco suppongo, perché hai ancora i reali abbastanza bassi. Infatti ce l'hai al 10 e all'8, perciò ti consiglio di portarteli su il prima possibile. Comunque hai fatto bene a mettere il arco X subito al 2. Io ti consiglio di metterlo subito anche l'altro, tanto se ce l'hai uno fuori uso anche l'altro non ti serve più di tanto. A cristallo 3 con il town hall auto ti prendono solo il municipio, di solito non ti sfondano di solito. Allora, mi piace veramente molto la parte interna del tuo villaggio, infatti ha praticamente il volano che punta da una parte, l'altro punta nell'altra direzione, solamente che è miglioramento. E poi hai eroi interni che proteggono molto bene il villaggio. Allora, cosa potenziarti per primo? Allora, vedo che hai ancora tantissime difese da fare. Io innanzitutto ti consiglio di fare le difese che fanno raggio d'azione, significa che tipo truppe, difese come il mortaio che con un colpo colpiscono più truppe, mortaio, stregoni. Sono molto importanti, infatti di solito ti attaccheranno con Barch in cristallo 3. Prossimo villaggio che andremo a recensire è quello di Ray del clan Amazing. Allora, io conosco il clan madre, cioè quello là che stanno in classifica, vediamo sti qua che stanno in classifica. Sì, caspiterina, sono sesti in Italia, il mio clan è 10º. Dettagli. Allora amico, vedo che sei in scalata farming perché hai le... Ah, sei in farming con Barch in Lega Master, molto bravo. Allora, devo dire che il tuo villaggio è messo molto bene, anzi potrei dirti che sei un town hall 9 totalmente maxato, tranne qualche muretto infatti. Ah bravo, ti stai facendo la regina che è veramente molto importante, soprattutto in Clan War poi. Comunque amico, un consiglio, i villaggi simmetrici sono i più facili da distruggere dalle mongolfiere e dai mastigni, infatti qua o ti tieni tutte le mine aeree o qualche tesera, se no te le distruggono subito e passano direttamente agli arco X le mongolfiere. Poi se dovessero attaccarti con Go Whippy o Go Wiwi, io ti consiglio di mettere le bombe giganti qua dove ci sono i mortai. Infatti la gente che attacca con le Go Wiwi punta solitamente a distruggere subito i mortai ai Town Hall 9, perché i mortai distruggono tutte le streghette e non vogliono questo. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima recensione di oggi, che la farò su The Real Gentix Tix di clan Forza Nera. Allora, questo cos'è ragazzi? Ditemi cos'è. Allora, è un municipio, io dico o al 6 o al 5, perché è da tantissimo che non li vedo più. Allora, vediamo. Sì, è al 6, caspiterino, al 6. Allora amico, vedo che te lo stai portando al 7. Allora, cosa c'è da dire innanzitutto sulla tua difesa? Hai il castello che è proprio là messo all'angolo, cioè non voglio il castello, mi dai fastidio. Io ti consiglio di mettere il castello un pochino più al centro, ma questi sono consigli che ti andranno bene per il Town Hall al 7, infatti praticamente non ce l'avrai più per molto questo municipio. Amico, quando passerai il Town Hall a livello 7, io ti consiglio subito di mettere tipo le difese con raggio d'azione, perché sono quelle che ti difenderanno al meglio dai nemici. Ok ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un like e un commento. A ogni 1000 like ricevuto su questo video, nel prossimo video di Base Review farò una recensione. Significa che se questo video tipo ottiene 100.000 like, nel mio prossimo video di Base Review farò 100 recensioni. Significa che più like mi mettete, più c'è la probabilità che ci sarà il vostro villaggio recensito. Ok, questo era veramente tutto, non vi rompo più e noi ci vediamo alla prossima volta.